Il friulano entra nel novero delle lingue in cui è stampato il calendario dei carabinieri, è la prima volta per l'ALMA, collaborazione tra ARLEF, regioni e militari che lo distribuiranno in tutto il mondo. Sono molto orgoglioso da sardo di presentare oggi la versione in friulano del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri. L'ha detto questa mattina a Udine il generale Francesco Azzeni, comandante della Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia. Il calendario in Marilenghe nasce dalla collaborazione tra l'Arma, la Regione e ARLEF. L'edizione 2023 del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri parla friulano, è la prima volta che accade. La versione marilenghe è stata presentata questa mattina a Udine, è frutto della collaborazione tra l'Arma, la Regione e l'Arlef. Nel 2008 era stata pubblicata l'edizione in sardo. L'idea dell'ultima versione è nata da due friulani in occasione della presentazione del calendario tradizionale dei Carabinieri. A un certo punto io conosco bene ormai da anni questo amico De Talmo Mezzavilla, nome certamente friolanissimo, ci guardiamo negli occhi e diciamo c'è Bout, non è Furlan. Allora immediatamente scateniamo questo nostro desiderio, andiamo dal comandante generale e a quel punto parte la macchina per fare il calendario in friulano. Da quell'idea piccola, incrociando gli occhi di due friulani amanti della piccole patrie, viene fuori questo momento di iconografia. Da sardo sono particolarmente felice, che a questa lingua riconosciuta che è il sardo si sia unita anche quella del friulano, e quindi è un evento storico, perché per noi il calendario dell'Arma è da sempre portatore di un messaggio di cultura, di tradizioni, di storia, ma noi siamo a servizio della gente, quindi questa è una forma ulteriore per entrare appunto in empatia e in sintonia con la gente, e lo facciamo con la lingua della terra madre. L'Arma dei Carabinieri rappresenta l'unità del paese, presente in maniera diffusa in tutti i nostri paesi, i nostri comuni, è l'asse portante della patria, possiamo dire. E che i Carabinieri abbiano voluto il calendario in marilenghe, ecco, è una testimonianza della forte integrazione che i valori espressi dall'Arma dei Carabinieri ha con i valori che esprime il popolo friulano: tenacia, lavoro, impegno, responsabilità, attenzione. È un risultato che vede però una grande riconoscenza nella popolazione, che trova nel calendario storico un momento divulgativo, ma anche e soprattutto un momento di unione con la nazione. Quindi vediamo che c'è questa riconoscenza anche da parte dei carabinieri, che trovano nella lingua friulana un veicolo importante della fiducia nella popolazione. Oggi vedere quella lingua impressa su un calendario, che non è un calendario, è un simbolo, è un'icona, è un'identità di uno Stato, di un'istituzione pubblica, vederlo pubblicato in friulano rappresenta un traguardo importante, perché significa in fondo lo Stato che mette in vetrina una delle sue specialità, mette in vetrina una delle sue componenti fondamentali tra le tante diversità di cui è composto.